Questo lavoro diciamo che è un lavoro che nasce dalla mia famiglia, mia nonna faceva i dolci, mia zia era una grande dolciaia, quindi io ci sono cresciuta. E una volta poi diventata adulta ne ho fatto anche una mia attività. Diciamo che era una cosa quasi naturale vedere fare i dolci. Poi piano piano, chiaramente eravamo tanti nipoti, ho imparato solo io perché gli altri magari si sono laureati, sono diventati professori. Io invece, dopo aver cresciuto la famiglia, mi sono dedicata di più a quello che avevo visto, avevo imparato. Poi piano piano le cose che non sapevo continuavo a chiederle a mia nonna, a mie zie che facevano i dolci, quindi mi sono anche, diciamo, specializzata meglio. Sono nata a Carbonia e professionalmente vengo da Oristano perché ho fatto l'Istituto d'Arte di Oristano, mi sono diplomato nel 78, Istituto d'Arte sezione ceramica naturalmente perché c'è anche il legno, Oristano, sezione legno, e poi mi sono trasferito all'inizio degli anni 80 a Quartu, zona Margine Rosso, e dal 95 ho il laboratorio qua. E da quanto tempo ha iniziato professionalmente la sua carriera da ceramista? Allora, io ho iniziato con una cooperativa, mi sono diplomato nel 78, ho iniziato proprio nel 78 a lavorare con una cooperativa che tuttora esiste a Oristano, che si chiama Cooperativa Maestri d'Arte, CMA, e poi ho deciso di lasciare la cooperativa e di lavorare autonomamente come laboratorio di ceramica e lo sto facendo qua. Ha detto che ha iniziato questo lavoro grazie principalmente a sua zia, ma c'è qualcosa che l'ha fatto appassionare, per cui ha continuato? Beh, certo, l'incontro con Luigi Sizia. Luigi, mia zia faceva i dolci, ma non faceva il gâteau. Siamo andati ad intervistare Luigi tramite una mia amica per una rivista di pasticceria internazionale. Lo avevamo intervistato proprio per i gâteau che faceva, e questa giornalista voleva fare un articolo, quindi avevano chiesto il gancio, ero io che ero di quarto, era il destino perché poi è mancata una persona che l'aiutava, lui sapendo che facevo i dolci, l'anno mi aveva chiesto di aiutarlo e quindi è stato proprio una cosa casuale. E da lì pensavo solo di aiutarlo, invece poi alla fine ho imparato e me li sono poi con la sua morte, li ho praticamente il testimone è passato a me. È stata abbastanza casuale la cosa, mi piaceva disegnare, mi piaceva fare queste cose, ma non disegnare legando il tutto alla ceramica. E poi ho fatto l'istituto d'arte pensando di fare quello, appunto, di disegnare e di fare quelle cose. E poi mi sono appassionata alla ceramica e da sempre ormai sono ceramista, ma forse anche prima del 78 frequentavo un laboratorio durante la scuola e quindi la passione è nata forse casualmente proprio. Quella che predilico è la tecnica che sto facendo adesso, perché ho fatto maiolica, ho fatto anche altre cose, però è il raku ed è una tecnica di lavorazione che i giapponesi usavano soprattutto per fare oggetti molto semplici, quindi non come i miei, e molto poco decorati, potevano essere delle tazze per le cerimonie da tè,
piuttosto che delle ciotole, e il racco però, partendo da lì, che poi è il tipo di cottura anche il racco, partendo da lì è stato molto occidentalizzato, per cui ha avuto una certa evoluzione, e ognuno, partendo da quello che era l'origine del racco, se lo ritaglia a modo suo. Il mio è un racco particolare che predilige delle superfici anche nere e decorate, che spesso non si vede. Forse è legato anche alla la decorazione, forse come idea a tutta la fascia mediterranea e a quello che potrebbero essere le tradizioni anche dell'artigianato in Sardegna, e sui colori soprattutto della tessitura. Secondo me è quello, sì, sì. Per quanto riguarda il gatto, cioè io ho imparato da Luigi, chiaramente me lo ha insegnato bene, però poi ognuno si evolve, come Luigi si è evoluto perché ha iniziato con piccoli castelli, poi diciamo si è evoluto nella forma, nella grandezza. Io ugualmente mi sono evoluta, non è che tu impari una cosa, un po' aggiungi sempre del tuo, cioè sei un architetto in quel momento. Io non sono un architetto, non ne capisco niente, però in quel momento, perché se non bilanci bene con pilastri e i muri, cioè non crolla tutto. Queste sono cose che devono viaggiare, cose pesantissime che pesano anche 80 kg. Il percorso di un artigiano secondo me deve essere quello, che alla fine devi essere riconoscibile. Cioè il cliente sa che quell'oggetto lo fa Tizio piuttosto che Caio, e che negli anni magari si è affinato, e per cui all'inizio ti viene in un modo naturalmente, però nel percorso, come dire, aggiungi delle cose o le togli anche, e però alla fine tutto questo deve essere caratterizzante, perché se no l'artigiano ha un senso solo per quello, secondo me. Prendo da qui, ma veramente. Ecco, finito. Chi impara dalle persone anziane non impara solo il mestiere, parla anche di come si facevano prima le cose, di come erano prima le cose, di come erano prima le feste. Io per esempio che ho un'età ricordo Quarto tutta diversa, una cosa bellissima da pensare ma anche brutta perché Quarto è diventata completamente diversa da quella che pensa. Prima era pieno di case campidanesi, c'era più famiglie, c'erano più bambini, più giovani. In piazza Sant'Elena quando si c'era era pieno, adesso non più di un'anima, anche se vabbè i ragazzini vanno alle vele, vanno in altri posti, però c'era più aggregazione, e anche la cultura dolciaria fa aggregazione, le feste degli obrieri che si incontrano, un po' diciamo che anche quello aiuta a far tramandare le cose ai ragazzi giovani. C'era più fermento prima, sì, nel 95 sicuramente, e anche prima del 95, perché io ero prima del 95, dall'83 in poi ero nella zona di Margine Rosse e Sant'Anastasia, e c'era un rapporto anche più particolare con la Proloco di Quarto, che non so se esiste ancora, esisterà penso, non ho idea, e si organizzavano in effetti mostre, più mostre. Mi piace tutto del mio lavoro, altrimenti non lo farei perché è un lavoro pesante, di pazienza, ore e ore, poco remunerativo rispetto alle ore, quindi se lo fai ti deve piacere, perché se non ti piace, se fai i conti e poco ti piace non riesci a continuare. Invece io continuo perché mi piace. Le difficoltà importanti sono più che altro fuori dal laboratorio. La commercializzazione, in questo periodo soprattutto, la parte, come dire, burocratica, perché diciamocelo tranquillamente, la maggior parte degli artigiani fa fatica in quel senso,
perché tu sei abituato a lavorare con le mani, non a seguire la parte burocratica piuttosto che queste cose. Secondo me le difficoltà sono lì. La passione è la cosa più importante. La passione per un lavoro, chi ha scelto di fare il panettiere, io ho scelto di fare la dolciaia e poi siamo specializzati nella crocanteria. Quello è una cosa importante per noi. La cottura che io faccio va sopra i 900, poi dipende dalle argille e dagli smalti. Qui siamo sopra i 900 sicuramente. Questo è un oggetto cotto, eccolo qua, si vede l'argilla proprio come quello. Questa parte esterna è stata smaltata e poi decorata completamente a pennello. Dopo questo avverrà una cottura a raku che possiamo anche vedere se voi volete. Qui ci sono degli esempi e sono degli oggetti che poi andranno in questo forno per una seconda cottura, e questa è la cottura a raku di cui si parlava prima. L'oggetto viene inserito in questo forno, ha un'alimentazione a gas. Quando si arriva a temperature, stiamo parlando di una temperatura di fusione degli smalti, noi estraiamo l'oggetto dal forno e poi copro l'oggetto con la segatura e con la paglia. Prendo il bidone e copro il tutto, all'interno si formeranno dei fumi e delle trasformazioni anche degli smalti, e poi lo raffreddo in una vasca nell'acqua, non tanto per abbassare la temperatura, ma perché spesso, in base agli smalti che si usano, quando tu lo togli da qui l'oggetto vedi anche le trasformazioni degli smalti, quindi riesci a bloccare quegli effetti cromatici. E questa in sintesi è la cottura a raku. Invece lei adesso sta insegnando a qualcuno il suo mestiere per tramandarlo? Sì, ho insegnato a mia figlia, figlie femmine ne ho solo una, è solo lei che ha imparato, poi speriamo che anche lei, se le piace, continuerà, anche lei passerà il testimone a qualcun altro, magari se collabora con qualche altra persona, se ha voglia di continuare, dipende, speriamo. No, ma il ceramista non sta scomparendo, perché ci sono un sacco di giovani che fanno ceramica, perché penso che la ceramica sia una delle parti dell'artigianato che ha più seguito in Sardegna e tantissimo fuori, tra l'altro, e anche all'estero, per quel che so io, per quel che vedo sempre. E sì, sono passate tante persone per questo laboratorio, diciamo più di una e più di due, e adesso tuttora c'è un ragazzo che vuole fare ceramica, che ha fatto un corso di ceramica, che adesso il 18 del mese prossimo avrà un esame, un corso regionale, e penso che Luca potrebbe anche, se non ce la fa ad aprire un laboratorio, continuare con me questo lavoro, sì. E stiamo cercando di insegnargli qualcosa.